Frequentare l'università in presenza è l'obiettivo e allora l'introduzione del Green Pass per il personale universitario e per gli studenti, annunciata ieri, rappresenta per i 4 rettori degli Atenei Veneti un invito alla vaccinazione ben accetto. Sottoscrivono e fanno propria l'iniziativa in un comunicato congiunto in cui si dicono pronti a riaprire le aule, restituendo agli studenti la pienezza della vita universitaria. Io penso che la misura sia una misura che aiuta la ripresa in presenza. Noi peraltro eravamo ampiamente attrezzati perché comunque in ogni caso la ripresa potesse avvenire nel massimo della sicurezza, perché avevamo riverificato la capienza delle aule, con riverificato i controlli che comunque facevamo all'ingresso, quindi eravamo comunque preparati in ogni caso, perché in ogni caso anche per noi la ripresa in presenza è fondamentale e necessaria. Al tempo stesso, confermano nel comunicato, sono state predisposte misure e servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, dedicati ad alcune specifiche categorie di studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, forti anche dell'esperienza di didattica a distanza maturata in quest'anno e mezzo. Presto per tracciare le difficoltà di gestione di questa introduzione all'obbligo di Green Pass all'università, così come ancora non si parla di chi tra il personale non vorrà aderire. Questo non abbiamo ancora parlato, sinceramente non c'è stato nemmeno il tempo materiale di parlare di questi casi, di chi rifiuterà, noi abbiamo soltanto manifestato il nostro desiderio di tornare all'università in presenza.